Bentrovati cari telespettatori di Verde a Nord-Est, evento importante con CIA, l'assemblea regionale di Donne in Campo. Abbiamo i nostri microfoni, la salutiamo, il presidente Michela Brogliato. Allora, un'assemblea molto partecipata, tante le istanze, l'agricoltura è donna. Sì, allora innanzitutto è stata un'assemblea molto vissuta, tante sono state le richieste perché alla fine tanti sono le problematiche che la donna in agricoltura deve affrontare e quindi sì, noi come associazione Donne in Campo ci siamo ripromesse di risolvere un po' alla volta un po' di questi problemi, insomma. Allora, di fare la donna protagonista, insomma. Allora, protagonista è necessario però essere supportati. Abbiamo visto che tra le tante richieste c'è quella di un più facile accesso al credito, ad esempio. Sì, chiaramente uno dei punti cruciali è un aiuto effettivo, sia anche dalla parte secondo me della regione che dovrebbe fare un po' da garante, no? Perché alla fine ci sono le donne, soprattutto è constatato che non sono queste imprese gigantesche agricole, ma sono tutte piccole realtà e quindi chiaramente le banche fa effettivamente fatica a dare questi prestiti, però chiaramente la donna è constatato che ha sempre effettuato tutti i pagamenti, insomma. Altri punti del suo programma, uno è la formazione e l'altro è un miglioramento della rappresentanza. Sì, allora il miglioramento della rappresentanza, chiaramente chiediamo sempre il supporto di CIA che comunque ha visto è stata secondo me tra le prime che come abbiamo sottolineato è da 10 anni che presidente di Donne in Campo è un'agricoltrice, no? E non è una funzionaria e questo secondo me è uno spostamento dei vertici molto fondamentale per una crescita e soprattutto per capire effettivamente i problemi. Per quanto riguarda la formazione invece? La formazione è essenziale per la nostra crescita e per la nostra professionalità, perché secondo me senza corsi comunque non c'è la specializzazione e quindi dalla biodiversità. E la biodiversità che cos'è? È introdurre delle innovazioni nelle tradizioni e senza corsi, senza aggiornamento questo sarebbe impossibile da attuare. Un aspetto importante è anche quello della solidarietà. Avete fatto una serie di iniziative importanti per far conoscere i prodotti della terra. I nostri telespettatori hanno anche potuto entrare in una di queste serate. Sarà una cosa che andrà replicata visto il successo? Chiaramente lo vogliamo replicare, magari in un formato un po' diverso, insomma, perché cosa ci ha dato un'occasione per far conoscere i nostri prodotti locali e rapportarli oltre che con la tavola anche con la mente. È stato un aspetto molto, molto vissuto e partecipativo perché alla fine tutte le iniziative sono state davvero molto apprezzate e sono state sempre più numerose e dopo senza dimenticare che abbiamo avuto un fondo sociale perché la raccolta di queste serate le abbiamo dovute e le abbiamo date praticamente alle ragazze che c'erano anche qui presenti che sono piccole imprese terremotate di donne, quindi abbiamo cercato di dargli un piccolo aiuto. Grazie a Michela Brogliato, presidente di CIA Donne in Campo Veneto. Salutiamo i nostri microfoni Flavio Furlani, presidente di CIA Veneto. Tante le istanze presentate qui all'assemblea elettiva di Donne in Campo CIA Veneto. Una di queste è il credito, l'accessibilità al credito, presidente Furlani. Noi dobbiamo lavorare affinché lo sviluppo di queste aziende sia naturale e chiaramente richiede l'intervento dei finanziamenti pubblici da una parte e anche il sostegno delle banche per poter sviluppare le attività. L'agricoltura è donna, CIA Donne in Campo, un elemento importante nella grande famiglia della Confederazione Italiana dell'Agricoltura. Sicuramente le donne in campo sono fondamentali per tutto quel che riguarda una visione di agricoltura che va incontro ai cittadini, ai consumatori, alle esigenze sociali del territorio
e noi tendiamo a dare una risposta e le donne sono le più naturali protagoniste di questo. Attive in tutti i settori dell'agricoltura, floricoltura, produzione, ma anche nell'allevamento. Che 2018 si aspetta Flavio Furlani? 2018 è un po' incerto, con gli andamenti di mercati non ancora ben delineati, però quello che ci conforta è il forte protagonismo degli agricoltori e specialmente delle donne, che sicuramente non hanno niente da invidiare ai colleghi uomini. In Veneto le donne è componente importante. Certo, le donne sono fondamentali per l'agricoltura e per la tenuta sociale, diremo, dell'agricoltura stessa, in quanto sono il collante, sono di forte spinta, la tenacia delle donne trasmessa a tutto quello che le circonda dà la positività del settore. Grazie a Flavio Furlani, presidente di CIA Veneto. Ai nostri microfoni Mara Longhin, presidente nazionale di Donne in Campo CIA. Benvenuta presidente. Abbiamo detto prima, l'agricoltura è donna. Sì, l'agricoltura è donna perché le donne sono dinamiche, sono creative, vogliono starci, però ci stanno con una marcia in più, che è la titolarità. Infatti il 30% di donne gestiscono l'azienda, però poi non dobbiamo mai dimenticare anche tutte quelle che sono le coadiuvanti e le collaboratrici all'interno della famiglia agricola. Abbiamo visto nel suo intervento ha ricordato due date, 1997 e 2007. Sono dati importanti che penso che ogni imprenditrice porti dentro se stessa. Il 1997 è quando parte la mia azienda, quando due sorelle, in questo caso primogeniti di 6 figlie femmine, decidono di fare le allevatrici di vacche. Anche lì una scelta legata anche a una prospettiva di futuro, perché comunque dovevamo garantire il mantenimento delle nostre famiglie. È stata una sfida che oggi, a distanza di 20 anni, però un sogno nel cassetto che ha trovato realtà e consistenza. 2007 è stato l'anno, anche questo importante, l'anno in cui l'associazione Donne in Campo decide che a dirigerla ci sia un'imprenditrice, ed è stato lì quando hanno chiesto a me questo compito, che ricordo ancora quando ho detto: ma può una che viene da un settore zootecnico, quindi molto maschile, riuscire a garantire essere la rappresentanza di un settore femminile? Però poi alla fine, a distanza di 10 anni, posso dire di sì, perché tutti quegli elementi che hanno caratterizzato anche la mia impresa, passione, dinamismo, obiettivi, chiarezza, creatività, sono quegli elementi che poi ritrovo ogni volta che mi confronto con altre imprenditrici. Il sogno concreto continua, e come dovrà continuare, Mara Longhin? Ma il sogno concreto continua perché quando ci si crede si trovano le strade. La forza dell'associazione è data dal fatto delle relazioni, a mio avviso, perché nel momento in cui ti trovi con imprenditrici si respira anche un'aria molto positiva di ottimismo, perché noi donne non possiamo non determinare il futuro, e quindi nel determinarlo troviamo anche le soluzioni a delle difficoltà che comunque tutti i giorni viviamo. Ci si crea, ci si reinventa, la multifunzionalità sta funzionando. Oggi abbiamo dimostrato che può avere varie sfaccettature, e penso che il passo dopo, su cui anche Donne in Campo sta lavorando, sia quello anche del sociale, quindi l'agricoltura come elemento di inclusione e di accoglienza verso a dei disagi che purtroppo oggi sono sempre più presenti. Grazie a Mara Longhin, presidente nazionale di CIA Donne in Campo. Ci ha raggiunti ai nostri microfoni Alberto Giombetti di CIA Nazionale. Allora, tante donne, tanta partecipazione, davvero Donne in Campo di CIA è una costola importante. Sì, noi abbiamo piacere che la Confederazione
ha costituito questa associazione che si chiama Donne in Campo, che è un'associazione autonoma che sviluppa il suo congresso autonomamente, sta facendo un lavoro ottimo soprattutto perché mette in evidenza quelli che sono gli elementi principali delle agricolture italiane. In particolare ho voluto sottolineare questo elemento del passaggio tra multifunzionalità e multidealità che secondo me oggi nell'Assemblea è stato colto bene. La multifunzionalità era ed è diciamo un modello di sviluppo dell'agricoltura legato soprattutto alla costituzione e alla produzione di cibo e di servizi. La multiidealità significa che accanto a questo ci sia anche la costituzione e la costruzione di valori. Come vede Alberto Giombetti il 2018? Il 2018 per l'agricoltura italiana sarà un anno difficile perché dobbiamo affermare alcuni elementi importanti come quelli appunto dell'avvio della discussione sulla politica agricola comune che, come sapete, comincerà la sua discussione fin dal 1° di gennaio di quest'anno, perché post 2020 sarà sicuramente una politica agricola comune importante per l'Italia, in quanto l'uscita dell'Inghilterra, che era un sovvenzionatore netto nei confronti dell'Europa, potrebbe ridurre il budget finanziario. Noi ci batteremo perché questo non avvenga. E poi sarà un anno importante anche perché bisogna cominciare a lavorare sempre di più sulle filiere agroalimentari, cioè sulla integrazione tra la produzione e la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli italiani nel mondo, cercando di utilizzare questo trend positivo che c'è del Made in Italy sull'agroalimentare. Le donne imprenditrici oggi hanno chiesto maggiore tutela e maggiore aiuto nell'accesso al credito e maggiore formazione. La risposta di CIA Nazionale qual è? La risposta di CIA Nazionale appoggia le loro richieste, perché il maggiore credito soprattutto alle aziende agricole condotte dalle donne è importante. Bisogna che le banche comincino sempre di più a ragionare sui progetti, come in parte stanno facendo, e sempre di meno sulla loro tutela dal punto di vista della presenza di asset dell'impresa che siano esclusivamente quelli legati alle proprietà. Grazie ad Alberto Giombetti di CIA Nazionale per questa assemblea di Donne in Campo Veneto, che ha visto la riconferma del presidente Michela Brogliato. E tutto Verde a Nord-Est continua.